Allora, io sono entusiasta di presentare questa sera ad Orosei questo nuovo progetto, questo misto tra cabaret e musica. E quando parlo di misto intendo né un cazzo di uno né un cazzo di altro, insomma un minestrone totale. E adesso devo presentare questi due ragazzi splendidi. Io sono entusiasta veramente stasera perché finalmente dopo 3 anni ho trovato 2 musicisti che potevano stare con me sul palco. Ve li voglio presentare, si chiama Maurizio Paolini, ok? E ai servizi sociali, mancano 3 ore poi torna in libertà. Aurelio Secchi, ok? Bellissimo, sono bellissimi. Io appena li ho visti, ve la voglio raccontare, ho capito che era la gente che faceva per me. Sono andato a Bosa, sono di Bosa allora, ok? Sono di Bosa, sono andato a Bosa per fare le prove, mi hanno portato in questa sala ultra ecologica e li vedevo che erano un po' ripitti, questo è un artista vero. Così ho fatto un po' lo sborone, sono entrato lì con la chitarra, ho detto Mauri mi alzi un po' gli alti, mi levi un po' il riverbero. Poi però ho capito che erano i miei musicisti quando a un certo punto ho guardato Aurelio e gli ho detto Au, me la giri un attimo la sfia per favore, non sento il ritorno della voce. E lì quando lui si è alzato senza batter ciglio, l'ha girata verso di me, poi ha continuato a trattarmi come una persona normale e ho detto Kurt su batterista nero. Era la stufa Zibroncas. Perché qui l'uranio non c'è e puoi smetterla di cercare. Se lo Stato è il primo indiziato non potrai trovare la verità. Le commissioni d'inchiesta, Mandelli e La Costa hanno dato continuità. Io non me la ricordo, devo porre su voce. Tenia pazienza. Allora, ripartiamo. State annoiando? Se vi state annoiando si sia escussa con l'arco. Ok. Mi hanno detto che la casta non ha smesso di rubare. Ogni giorno c'è un'inchiesta, c'è qualcuno da arrestare. Quanto è infimo il suo mondo, dove conta solo arraffare. E quanto contano i tuoi studi, se ti comanda poi non sa parlare. Vota lì, vota là, è un parente di mamma. Vota lì, vota là, a qualcuno servirà. Sto facendo la gavetta, io non sapevo neanche di essere comico. È successo tutto per caso. Un giorno sono andato... Siete italiani? Italiani? No, di dove? Francesi? Francesi, inglesi? Che cazzo è? Alieno? So? Alieni? No, tedeschi? Tedeschi? No, no, Lampedusa? No, no, da su colore evidentemente no. È un problema. Quella è la mia, signorine. Sì, come prima, fai come ti pare, non tocca essa birra. Ok, se volete bere qualcosa? Pacca e bollo, perché non ne ho. Già di cachet lo devo dividere con questi 2, hai compreso? Praticamente mica una miseria. Vi devo dire la verità, lo spettacolo che state vedendo adesso, spettacolo. Mica corazzo, Lo spettacolo, allora sarebbe dovuto essere domani. Poi Andrea ci ha chiamato, ma il meteo era un po'... non era d'accordo, perché è attesa la pioggia, quindi... dai, noi non proprio mai. Cioè che noi nominare domani piove, scommetti che arriva su Papa, no? Ci dobbiamo riunire tipo una festa nazionale, è sprogende, cazzo. Senza cagare molto, non va a deridere, c'è un bambino che sta piangendo adesso a casa sua. No, sa solo, cazzo. Non piove mai, piove talmente poco che adesso in estate, quando passano i Canadair, la gente che c'ha l'orto se ne approfittano, fanno un fuoco a fianco all'orto, poi cominciano. E no, che cazzo. Tornerò a
guardare verso il fiume, e se vogliono li vengano a cercarmi, e non scappo, che sia chiaro a tutti loro, sto cercando solo un posto per lavarmi. Non so se Ramazzotti sia al corrente che agli inglesi non piacciono i nostri muretti a secco. Io ho un cognato inglese, è venuto quest'estate per un spuntino, Michele Corazzo, gallo allo mutili spuntinos. Ah? Siamo andati lì, abbiamo mangiato in campagna, siamo fumati una sigaretta, guardavamo il panorama, a un certo punto mi ha detto: Mauro, come mai non dividete i terreni con le siepi come facciamo noi? Un po' provavo a essere gentile. L'ho guardato e gli ho detto: bene, prova a nasconderti tu dietro una siepe che non ti sono tra che danno evoco, poi ne torneremo a parlare.